Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il 19enne accusato di aver partecipato all'omicidio di Francesca Augieri resta in carcere, confermato il fermo. Intanto dal carcere di Secondigliano, dove si trova recluso, il giovane napoletano si professa innocente. Io non c'entro con l'omicidio. Tra 10 giorni aprirà il cantiere della metro leggera di Cosenza. Questa mattina è stato dato l'annuncio da Oliverio Occhiuto. Si chiude quindi un estenuante iter durato anni. Firmata la convenzione fra le università calabresi e la Regione per la realizzazione di piani di intervento strutturale agli atenei, risorse dai fondi POR. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha posto i sigilli ad una discoteca di Nocera Terinese priva delle autorizzazioni necessarie, denunciati titolare e l'organizzatore degli eventi. Cambio della guardia al vertice della compagnia Carabinieri di Vibo, arriva il nuovo comandante, il capitano Gianfranco Pino, proveniente dalla compagnia di Villanova d'Asti. Il Cosenza prepara l'esordio in Serie B dopo 15 anni d'attesa, il completamento del manto erboso entro domani. La commissione provinciale di vigilanza ha dato parere positivo, l'ultima parola però spetta alla Lega, ma non ci dovrebbero essere problemi per la prima al Marulla. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di cronaca perché il 19enne accusato di aver partecipato all'omicidio di Francesco Augieri resta in carcere, confermato il fermo intanto proprio dal carcere di Secondigliano dove il giovane si trova recluso. Il giovane appunto napoletano si professa innocente e dice io non c'entro con l'omicidio. Gianluca Pasqua, sentiamo. È rinchiuso in una cella del carcere di Secondigliano Francesco Schiattarelli, il 19enne accusato di aver ucciso Francesco Augieri. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo del giovane, che, ricercato il 22 agosto, aveva accelerato i tempi presentandosi accompagnato dai suoi avvocati nel penitenziario napoletano. Poche ore dietro le sbarre per riflettere e, forse, per riordinare le idee, prima di provare a raccontare e a spiegare ai magistrati cosa è successo all'alba di mercoledì scorso nella piazzetta di Diamante, o almeno la propria versione dei fatti. Schiattarelli e Augieri non sono i soli personaggi di questa assurda storia. Altri protagonisti e comparse, alcuni noti, altri ancora nascosti nell'ombra, ruotano attorno alla scena. La certezza è il punto di partenza, una semplice e involontaria spallata tra un minorenne e un altro dei protagonisti della vicenda, Raffaele Criscuolo. Il più futile dei motivi, la scintilla che ha fatto esplodere la folle violenza, causando la morte di un giovane di 23 anni. Ciccio Augieri viene chiamato in causa proprio per questo, per difendere Criscuolo, aggredito per quel contatto maldestro e ferito alla gamba. E fin qui la storia è univoca, ma proprio da questo punto in poi si sdoppia, prende due direzioni diametralmente opposte. La versione di Schiattarelli si arresta di colpo. 19enne, indagato, ha riferito al GIP di essere tornato a casa dopo la prima colluttazione, non partecipando alla rissa mortale. Ma c'è un'altra versione, raccontata agli inquirenti da una ragazza che avrebbe raccolto le dichiarazioni di chi era presente alla rissa. In questa ricostruzione, Schiattarelli sarebbe stato presente e attivo insieme ad altri e quindi corresponsabile della morte di Ciccio Augieri, accoltellato alle spalle, al torace e all'addome, ucciso da una profonda ferita inferta nella parte alta del corpo. Come spesso accade, c'è una vittima e due verità. Quella vera è impressa nella mente dell'omicida e in quella di chi ha realmente assistito al delitto. Non c'erano altri occhi, altri obiettivi in piazzetta Padre Pio. Toccherà ai magistrati della procura di Paola, guidata da Pierpaolo Bruni, tirarla fuori e stabilire responsabilità e colpe di una tragedia inspiegabile. Lasciamo per il momento la cronaca, parliamo della metro leggera perché fra 10 giorni aprirà proprio il cantiere a Cosenza. Questa mattina è stato dato l'annuncio dal governatore Oliverio e dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Si chiude quindi un estenuante iter durato diversi anni.
Sono stati consegnati ufficialmente i lavori per la costruzione della metro leggera che collegherà la città di Cosenza a Rende e all'Università della Calabria. Presenti i presidenti di regione e provincia e i sindaci di Cosenza e Rende, oltre ai tecnici regionali e delle aziende interessate, è stato annunciato che entro il prossimo 10 settembre sarà aperto il cantiere. Sarà chiusa una parte del viale Parco Cittadino, ma è pronta la viabilità alternativa. Il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, ha parlato di un ritardo di 3 anni, ma adesso sono state chieste garanzie alle ditte appaltatrici. Devono garantire la realizzazione dell'opera entro i tempi contrattuali previsti, perché c'è un ritardo e noi non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Ho chiesto per questo che entro il 15 di settembre sia portato sul tavolo del Presidente della Regione un preciso cronoprogramma con lo sviluppo dell'intera opera, da questo punto, da Cosenza fino all'università. Per il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, grande soddisfazione per i miglioramenti apportati al progetto iniziale, che vanno nella direzione della salvaguardia dell'ambiente. Un cantiere che trasformerà per sempre, diciamo, la città di Cosenza, perché avremo questo grande parco su un viale lungo circa 2 chilometri, con il giardino delle piante colorate, il giardino delle piante profumate, il giardino degli agrumi di Calabria, e poi sarà una grande palestra all'aperto con attrezzature sportive aperte a tutti i cittadini. Quindi questa idea che noi abbiamo in mente, so che preoccupa alcuni perché hanno delle posizioni preconcette, ma immaginiamo quello che potrà avvenire, quindi non soltanto questo grande parco nel cuore della città, ma anche un sistema di trasporto pubblico urbano che collegherà finalmente tutta la città unica. Il sindaco di Rende, Marcello Manna, è convinto che solo tra 15 o 20 anni si potrà davvero valutare l'impatto di quest'opera sul territorio. Questo è un primo passo, è evidente che qui si avvia un percorso, ma è un percorso che deve riguardare complessivamente, secondo me, i collegamenti che deve avere la provincia di Cosenza, la regione, quindi non solo l'area urbana. Partiamo dall'area urbana, però è evidente che dobbiamo pensare all'aeroporto, dobbiamo pensare ai collegamenti con l'aeroporto, l'unica con l'aeroporto, voglio dire, sono tanti aspetti, è un percorso molto lungo. La soddisfazione è che si parte, è evidente che questa non è un'opera che puoi oggi pesare con le esigenze che ci sono oggi, la devi proiettare da qui a 10, 15, 20 anni. Ora parliamo di università con la convenzione stipulata fra Regione e le 4 università calabresi in merito alla realizzazione del piano interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica. È previsto proprio un finanziamento di 40 milioni di euro, 7 i piani di macro intervento suddivisi fra tutti gli atenei, i cui progetti dovranno essere presentati entro il 31 ottobre e realizzati entro 2 anni. Una Calabria che cresce attraverso la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e la moltiplicazione delle opportunità per i giovani. Si inserisce all'interno del progetto strategico Calabria Alta Formazione la sottoscrizione della convenzione fra il presidente della giunta regionale Mario Oliverio e i rettori delle università calabresi Unical, Magna Grecia, Università Mediterranea e Università per Stranieri Dante Alighieri, in merito alla realizzazione del piano di interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche. Finalmente siamo arrivati in fondo all'iter, la Regione ci ha dato l'ok sulle progettazioni che abbiamo presentato nei mesi passati e quindi oggi si firma la convenzione definitiva, che vuol dire partire in fretta. Sono tantissime risorse che ci aiuteranno molto a dare un ennesimo volto alle nostre università. Per quanto riguarda Cosenza, questi fondi riguardano il rifacimento totale di tutta la rete wifi, l'adeguamento di praticamente tutte le aule dal punto di vista dei nuovi sistemi didattici, quindi la nuova informatica, la rivisitazione di tutte le attrezzature didattiche per i laboratori degli studenti, e quindi è una rinascita, come se noi fossimo tornati a 30 anni fa, insomma. È come se rivitalizziamo tutto il sistema e quindi questo ci apre una prospettiva di rilancio
ulteriore. Da Cosenza a Reggio, passando per Catanzaro, l'obiettivo è promuovere un'ulteriore iniziativa nel campo dell'alta formazione, al fine di innalzare occupabilità e competenze dei giovani e dei lavoratori calabresi e rendere più appetibili gli atenei regionali. Noi potenzieremo i laboratori attuali esistenti che hanno caratteristiche particolari anche abbastanza all'avanguardia, e questo sono molto contento perché consentiranno a questi laboratori di essere competitivi sul piano nazionale. Già lo sono per la verità, però un incremento delle attività che si fanno e anche una partecipazione più attiva degli studenti a queste attività di laboratorio è una cosa che noi auspichiamo da tempo, quindi sono veramente contento. Saranno anche migliorate le strutture didattiche e quindi voglio dire abbiamo grande soddisfazione che sia arrivati a questo traguardo finalmente. Ed ora ci spostiamo a Sibari, dove il consigliere regionale Gianluca Gallo, nel corso di un incontro pubblico al quale hanno partecipato anche i consiglieri regionali del centrodestra, ha parlato dell'inquinamento del Crati e le conseguenze ai laghi della Sibaritide. Ci rivolgeremo, se necessario, alle procure, ha detto. Vediamo. Il Crati torna ad essere un osservato speciale. Ha atteso la fine della stagione balneare il consigliere regionale Gianluca Gallo per lanciare l'ennesimo allarme che riguarda il corso d'acqua più importante della Calabria. Quest'anno, ha detto il capogruppo della Casa delle Libertà, nel corso di un incontro pubblico che si è tenuto ai laghi di Sibari, il fiume ha trasportato di tutto. Ogni giorno, ha raccontato, a metà mattinata, una massa schiumosa scorreva verso il mare, impedendo la balneazione nei lidi dei laghi di Sibari. Gallo, alla presenza di altri consiglieri regionali del centrodestra, sostiene che il problema non sia mai stato affrontato in maniera definitiva e che sia giunto il momento di trovare una soluzione. È necessario, ha concluso, effettuare un monitoraggio dei due lati del fiume, attraverso le procure, la Guardia Costiera e gli uomini delle polizie municipali, fino ad arrivare, una volta individuate le criticità, a un intervento degli organismi competenti. Ancora avanti, vediamo la nostra rubrica dedicata ai 100 secondi di cronaca. Avrebbero trasformato uno stabilimento balneare in locale da ballo senza le autorizzazioni previste. I finanzieri della Mezzia Terme hanno sequestrato una discoteca di Nocera Terinese e denunciato il titolare dell'esercizio, un organizzatore di eventi. I finanzieri hanno apposto i sigilli ai locali e alle attrezzature tecniche della discoteca. Al momento dell'intervento nella struttura si stava svolgendo un evento alla presenza di circa 350 persone. È stato trovato in possesso di 2 coltelli di genere che teneva all'interno della propria autovettura. I carabinieri di Tropea hanno denunciato in stato di libertà un cittadino romeno di 42 anni. L'uomo, residente in Italia, era impiegato come bagnino in un lido della Costa Vibonese e ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che i 2 coltelli che aveva con sé fossero vietati dalla legge. La polizia ha arrestato a Corigliano Rossano un uomo di 37 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione personale e veicolare, gli agenti hanno trovato a bordo dell'auto alcune dosi di eroina. A casa dell'uomo trovati anche un bilancino di precisione, circa 5 grammi di marijuana, 125 euro in banconote di piccolo taglio e altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. Si erano spinte ad oltre 150 metri dalla riva e a causa del forte vento e del mare molto mosso non riuscivano più a rientrare in spiaggia. 2 bagnanti in difficoltà sono state soccorse e tratte in salvo dalla Guardia Costiera davanti ai lidi di Cariati. Le 2 donne sono state raggiunte da un natante della Guardia Costiera che le ha prese a bordo e condotte in sicurezza nel porto di Cariati. Cambio della guardia al comando provinciale, al vertice della compagnia Carabinieri di Vibo, arriva il nuovo comandante, il capitano Gianfranco Pino, proveniente dalla compagnia di Villanova d'Asti. Il capitano Borrettaz invece si trasferisce a Cremona, dove guiderà il nucleo investigativo. Dopo 2 anni alla guida della compagnia di Vibo Valentia, il capitano Piermarco Borrettaz si trasferisce a Cremona, chiamato a comandare il nucleo investigativo. 2 anni di lavoro intenso, sviluppato lungo 2 direttrici, controllo del territorio e tutela di cittadini. L'ufficiale valdostano lascia quindi Vibo Valentia, dove ha di fatto iniziato la sua carriera appena terminata la formazione. Borrettaz infatti per 1 anno e mezzo, da giovanissimo tenente, aveva già fatto parte dello squadrone cacciatori di stanza a Vibo Valentia e da qui era approdato
dato prima al nucleo operativo e radiomobile di Susa e poi alla compagnia carabinieri di Gardone e Valtrompia. Tornato a Vibo Valentia 2 anni fa, il capitano Borettazza ha ottenuto insieme ai suoi uomini risultati lusinghieri sia sul fronte istituzionale che su quello della polizia giudiziaria, con diverse operazioni messe a segno nel corso di questi mesi. Lascia l'incarico il nuovo comandante, il capitano Gianfranco Pino, proveniente dalla compagnia di Villanova d'Asti. Dopo 2 anni al comando qui a Vibo Valentia si parte per un nuovo incarico. Sì, dal 4 di settembre sarò il nuovo comandante nucleo investigativo del comando provinciale di Cremona, un'esperienza nuova che affronterò con la certezza di aver e la sicurezza di aver maturato in questi 2 anni un'esperienza professionale importantissima. Sicuramente mi porterò l'importante esperienza professionale di una realtà impegnativa dal punto di vista professionale, che però ovviamente mi ha dato tanto. A Cremona, sulla base, sull'esperienza maturata qui, proverò, diciamo, a essere pronto e attento anche da un punto di vista investigativo alle esigenze del territorio. Sono convinto che con il giusto approccio che abbiamo avuto in questi 2 anni qui a Vibo Valentia, di collaborazione istituzionale e di collaborazione fra tutti i reparti del comando provinciale, si possono veramente ottenere ottimi risultati a tutela del cittadino. Ora ci spostiamo ad Acquapesa, sul Tirreno Cosentino, dove dal 28 agosto al 1° di settembre è in corso di svolgimento la Fiera del Benessere, un appuntamento che coniuga salute e divertimento, strizzando l'occhio alla beneficenza ed in particolare all'AISLA. Trovare l'armonia del corpo e della mente, ma nello stesso tempo un'occasione per ritrovarsi, stare insieme e contribuire alla raccolta benefica in favore dell'AISLA. È iniziata con adulti e bambini che si sono ritrovati davanti il Palazzo Congressi delle Terme Luigiane, la Fiera del Benessere 2018. In tanti hanno accolto l'invito a partecipare alla passeggiata a passo veloce ideata dalla K42 Cosenza in collaborazione con l'amministrazione comunale di Acquapesa, una manifestazione che rientra fra i grandi eventi storicizzati cofinanziati dalla Regione Calabria e che mette in primo piano lo star bene, l'importanza del termalismo e del turismo. Vogliamo lanciare una pietra nello stagno e cercare di risvegliare le coscienze e portarle a discutere di una problematica che, se non affrontata subito, creerà seri problemi per l'anno successivo. Coniugare la beneficenza con gli intenti alla base di questa manifestazione, che focalizza l'attenzione sulla SLA, questa la mission, sostenendo la ricerca, la formazione e l'informazione. La prima giornata della Fiera del Benessere si è conclusa con il concerto di Annalisa Minetti, donna ed atleta dalle grandi risorse. L'AISLA sostiene la ricerca, l'assistenza, la formazione e l'informazione. Con particolare riguardo nella provincia di Cosenza noi sosteniamo l'assistenza psicologica domiciliare e supportiamo le famiglie quando ne hanno bisogno, appunto con informazioni rese in base alle necessità. Parliamo adesso di sport, in particolare di calcio, perché il Cosenza prepara l'esordio in Serie B dopo 15 anni di attesa, il completamento del manto erboso entro domani. La Commissione provinciale di vigilanza ha dato parere positivo, l'ultima parola però adesso spetta alla Lega, ma non ci dovrebbero essere problemi per la prima al Marulla. Al via intanto la prevendita, vediamo. Zolla dopo zolla, il savito Gigi Marulla si colora di verde, sparisce piano piano il terriccio sul quale attecchiranno le radici del manto erboso, sul quale sabato alle 18, salvo clamorosi imprevisti, scenderanno in campo Cosenza e della Sverona. Si è lavorato anche questa notte per accorciare i tempi. La ditta incaricata di eseguire la parte fondamentale e indispensabile dei lavori di adeguamento dell'impianto a criteri e parametri imposti dalla Lega DB ha tenuto i riflettori accesi per rispettare la tabella di marcia che porterà a terminare la posa delle zolle per domani notte. Venerdì un agronomo della Lega effettuerà un sopralluogo e darà l'ok definitivo. Poi il manto potrà riposare per 24 ore circa e assestarsi in vista della gara. Spazzati via dunque dubbi, perplessità, ipotesi e fake news. L'ultima riferiva della possibilità di giocare la gara alla Spezia. Pensate un po'.
Ieri la Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato il proprio via libera. Nelle immagini l'ingegnere D'Ambrosio del Genio Civile verifica con il responsabile della sicurezza del Cosenza Calcio lo stato dell'arte in curva Nord-Catena. L'altro responso spetta alla Lega, che a Cosenza ha inviato l'ispettore ed ex arbitro Carlo Longhi, al quale spetta la stesura della relazione finale. Saranno ancora giornate intense, poi finalmente toccherà ai lupi che scalpitano per tornare in campo e rappresentare la città e la provincia in una Serie B che da queste parti non si vive da troppo tempo. Dalla Serie B alla Lega Pro ci spostiamo a Catanzaro, dove Alessandro Favalli si è presentato alla stampa. Il nuovo esterno sinistro giallorosso, classe 92, ha detto: è la prima volta che giocherò nel girone meridionale, non vedo l'ora di cominciare. Intanto domenica le Aquile affronteranno il primo impegno stagionale nel match di Coppa Italia di Serie C con la Cavese. Sentiamolo ai nostri microfoni. Sono stato chiamato dal Catanzaro perché comunque è una società ambiziosa che vuole fare un campionato di vertice e sicuramente vengo qua con lo spirito giusto, insomma, per cercare di fare questo campionato di vertice, insomma, di dare il massimo per provare a fare un campionato, insomma, importante. È stata una scelta caratterizzata anche da questa cosa. Comunque sì, scendo di categoria, ma con la consapevolezza che c'è la possibilità di poter fare un campionato per ritornare a riconquistare la categoria, insomma. L'allenatore è un allenatore, insomma, che lavora molto anche a livello fisico, insomma, anche negli allenamenti sono belli tosti, però insomma anche a livello tattico è un allenatore preparato che sa come far muovere la squadra, insomma, fa giocare un buon calcio le proprie squadre, e quindi anche la scelta di venire qua è stata caratterizzata da questa cosa. Questo verrà col lavoro. Sì, conoscevo già alcuni giocatori con cui ho giocato l'anno scorso e altri con cui ho giocato in altre squadre. Ovviamente la squadra è nuova e bisogna conoscersi meglio, ma questo poi comunque lo si farà negli allenamenti e l'allenatore sicuramente è bravo in questo. Con queste partite già domenica si può iniziare a far vedere, insomma, che il gruppo è un buon gruppo e si può cominciare a lavorare bene. Parliamo adesso di automobilismo, perché è tutto pronto per il secondo slalom Città di Oppido Mamertino. Al via la seconda edizione dello slalom automobilistico Trofeo Giuseppe Paladino ad Oppido Mamertina. I motori delle supercar che parteciperanno alla gara saranno accesi il prossimo weekend, l'1 e il 2 settembre. A presentare la manifestazione sportiva è stata una conferenza stampa nell'aula consiliare del comune di Oppido. Tanti gli sponsor che parteciperanno alla kermesse di motori della cittadina pianigiana, una gara che per il secondo anno trova anche l'importante patrocinio della Regione Calabria, della città metropolitana di Reggio Calabria, dei comuni di Oppido e Varapodio, dell'Automobile Club Italia Sport, dell'Associazione Piloti per Passione e dell'Oppido Mamertina Racing. Grande soddisfazione perché in effetti è già il secondo anno, quindi questo è un segno importante e tangibile che si vuole dare continuità ad un bell'evento che è lo slalom della città di Oppido Mamertina, ripreso dopo circa 20-25 anni, perché già originariamente molti anni fa si effettuava all'interno della nostra comunità, e grazie all'associazione Mamertina Racing, che è attiva e presente sul territorio da qualche anno, oggi si è potuto ripresentare questo evento importante che già dall'anno scorso lasciava presagire, come dire, un livello importante, un livello superiore dello slalom stesso, tant'è che quest'anno alla seconda edizione ha fatto il pienone di iscrizioni, e noi ci auguriamo che soprattutto nei prossimi anni possiamo continuare su questa scia. Vediamo ora le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it.
Dopo la fase perturbata e fresca dei giorni scorsi, la Calabria è interessata da un debole promontorio anticiclonico che farà innalzare lievemente le temperature garantendo tempo discreto. In ogni caso, già da giovedì tale promontorio subirà un nuovo indebolimento a causa di una debole perturbazione atlantica che apporterà nuova instabilità pomeridiana sulle zone montuose della nostra regione. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani inizialmente poco nuvoloso. Durante le ore centrali della giornata, generale aumento della nuvolosità, in particolare sulle zone montuose, con possibilità di rovesci, localmente anche temporaleschi, che potrebbero sconfinare brevemente sulle aree dell'Alto Ionio Cosentino e su Catanzarese Ionico. Temperature stazionarie. Domani mari poco mossi a tratti calmi, venti che sul Tirreno soffieranno per gran parte della giornata da nord-ovest deboli, a regime di brezza sempre deboli sullo Ionio. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. È tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.